Ci siamo? Bacca Fabian subito, mi devo ancora cambiare. Voi nel frattempo scaricate OneFootball, sapete perché? Ma quale app vi dà la possibilità di fare questo? La partita non giocata a Torino con la Juve, adesso c'è il ricorso insomma di questo. Quale app? Io mi sono svegliato guardando la formazione in quel modo. Ma resta il fatto di una squadra che pur con un calendario agevole, con tutto il rispetto Parma e Genoa, non due avversari insormontabili, però 8 gol fatti, nessuno scarico Osimhen. Prova ad andare di via. Subito il fallo. Ha dato il fallo contro, benissimo, cominciamo subito. Cominciamo. Bravo Yusai che si beve a Ilicic. Koulibaly, fossero molti di più. Dai Politano, dai. Niente, non chiama Ni. E va bene. Dai Lozzi, bellissimo. Cazzo. Questo è il passaggio buono, filtrante, diretto di Fabian. Pallone in verticale a cercare Mertens. La solita spalla e non chiama niente. Mannaggia, tutto cosa. Lo vedi, chiama proprio. Mamma mia, Wagyu, proprio l'antisportività, non guardi il pallone, questa non è una spallata regolare. Qua tu guarda Romero, guarda solo Romero, bam! Impeto però, Palla, Certo, spalla. Spallata regolarina, diciamo. Mamma mia, regolarina. Si inventano parole che in italiano non esistono pur di non darci ragione. Una cosa mai vista. Mai vista. Osimhen si dice, ignorante, schifoso. Noi potremmo dire Osimhen perché siamo napolitani. Tu devi dire Osimhen. Bravo Yusai, sta facendo un partitone già. Osimhen gliel'aveva fatto il movimento, mannaggia. Sì, Bakayoko così va bene, Va bene, semplice, da schermo, la palla sporca, la prende, la pulisce e la dà. Così va benissimo. Bravo Fabian. Fabian sta giocando bene da play, ragazzi. Dai, punta Lozano, punta, ce l'hai. Questi non sono forti. Dai, stiamo dominando. Bravo Fabian. Poi allarga per Di Lorenzo che va. Dai, c'è Lozano. Ha segnato Lozano. Sì. Piano il pallone che entra piano piano. Sulla destra con la solita sovrapposizione Amore. che sorprende. La posizione mi sembra regolare. Voi lo vedete come esulta Osimhen? Ragazzi, non è una cosa da sottovalutare la felicità che ha quando segnano gli altri per un attaccante che si è preso la numero 9 e che deve segnare. Non è da sottovalutare. Il gruppo è forte. Sisto di Politano a cercare ancora Lozano. Secondo palo. Vicino. Napoli Bravo Baca. Dai. Straordinario avvio di partita. Ma allora è un mostro. Ha spostato la palla. Allora non è Vargas. Allora sei sano. Direbbe un meme. Amore. Movimento anche che fa Mertens, Io lo voglio sottolineare perché gli avversari poi si tuffano su Lozano, ma quello è il movimento che deve fare per rendere più difficoltà. Questo è un gol alla Mertens più che alla Insigne, perché il tiro a giro però basso, che a volte è pure più difficile da prendere. Che c'è Gasperini? Qual è il problema? È irriconoscibile, Non diciamo che il Napoli è forte, diciamo che l'Atalanta è irriconoscibile. Bravo Fabian. Perché quando la dai ad Osimhen gliela puoi dare anche più lunga. Osimhen la controlla, la gira, Politano, il tiro a giro e Mertens si propone. Guarda che pressing alto. Bisogna vedere se terranno tutti i 90 minuti così, ma questo primo Bravo Fabian, va bene. Decidendo loro. Va bene, non ti preoccupare. Da lì può calciare Politano, palla sul Sisto, parte il tiro. Mamma mia, Politano dove l'ha messa? 3-0. E allora sì, è golf. È golf. È incredibile quello che sta accadendo al San Paolo. Ma perché è incredibile quello che sta accadendo a San Paolo? È normale. Siamo fortissimi quest'anno. Da un Napoli stellare. Perché è incredibile? Boom, nell'angolissimo. Imprendibile. Amore. Bravo Timue Bakayoko che blocca Gomez. Guarda Osimhen comunque è elastico, è proprio l'uomo gomma. Niente, non dà niente.
schifo. Bravo. Guarda Osimhen, troppo altruista. Là ti potevi girare pure tu. Va bene Manolas, sta giocando bene Manolas in anticipo su Zapata. Eccolo. Bravo, stavolta si è girato, ha tirato. E la mette in calcio d'angolo Sportiello. Guarda come ride, sì, questo è quello di cui avevamo bisogno. Lì anche col sinistro un pallone morbido. Guarda che passaggio di Osimhen, bravo, chi è stato? Mertens in copertura. Vedi che si può anche lanciare quando hai Osimhen in attacco. Non deve per forza nemmeno essere Petagna. Guarda Politano che ci prova un'altra volta. La pressione di Yusai ci fa recuperare palla, ragazzi. Muove velocemente il pallone in Napoli, poi parte il lancio. L'ha controllata bene. E tira lo stesso. Ma calma, non devi tirare sempre da là. Un tiro Serie A comunque. Le para quasi tutte. Qua tutti a vuoto. Parte il tiro centrale. Facile, Ospi, che sia sicuro che pigliano un po' alla dita, eh? Va bene. Fase iniziale di Gomes dell'Atalanta. Guarda là, si lancia da solo. Ecco qua. Osimhen, mamma mia! Romero, Osimhen, il tiro dalla distanza. Ha fatto l'Eurogol! Ha fatto l'Eurogol! Il primo gol di Osimhen! È un Eurogol! Amore! Meritato! Per chi è la maglietta? È per Gil. Ragazzi, 4-0. Io lo dico, poi dopo il secondo tempo non è ancora finito, non abbiamo fatto niente. L'unico modo per fermare il Napoli è l'ASL. Bravo Osimhen di testa, Bakayoko. Embe. Subito devo fare l'edit. Bravo Timue. Mertens verticale perché sa che quello ci arriva. Bravo. Dai, che queste sono le famose seconde palle che poi tu puoi prendere sporche e loro sono in affanno. Bravo Baca. Ragazzi, io vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, perché non so se farò subito un video di post partita con l'analisi tattica e le cose così, oppure andiamo direttamente live. Voi vi siete persi un po' di live ultimamente. Io ci sto dando dentro. Iscrivetevi, lasciate il like. Io poi vi faccio i regali. A 5.000 iscritti vi faccio tutti questi regali. Dai. Yusai, palla che torna dalle parti di Ospina. Un po' di fazzoletto per gradire, perché non è che possiamo. Di testa Mojica. Che fai? Te ne privi? Jim City. Te ne privi? No, non te ne privi. Gossens. Timue, Bakayoko. L'apertura di Bakayoko per Yusai. Attende a sinistra. Può anche essere un pochino lento nel girarsi e nello smistare, ma è talmente grosso che copre il pallone e è difficile allevargli. Calcio centrale per Pasalic, si allarga Lammers, Pasalic può andare ai difensori del Bravo Politano. Non riesce ad andare alla team. Si è struppiata Politano. Mojica. C'è un giocatore del Napoli. No, un'altra stiramento, un'altra contrattura, che è un altro stiramento uguale a Insigne, mannaggia. Ok, quindi è stato generosissimo dopo il colpo preso. Ok, meglio. Bravo Matteo Politano, veramente ci stai dando tutto per la maglia. Va bene, così mi piace. Lo vedete il 4-4-2 bello chiaro? Bello Ilicic, bella cosa fatta. Ma qui gran guizzo da parte. Prova a sfondare. Bravo Di Lorenzo. Fermato da Di Lorenzo. Pronto cambio del Napoli. Gulam! Fuori Politano. Oramai questo è il nuovo ruolo, ragazzi. Io ve l'ho detto e ve l'ho detto prima di tutti gli altri, non mi interessa. Reclamo la paternità di questa cosa. Gulam lo stiamo riscoprendo alla sinistra alta. Malinowski un gol ce lo fa. Fallo di mano di Romero. Palla, cioè si chiama piede a martello, gamba tesa e si ammonisce. Bravo Lozano, io lo adoro quando sta a destra, mi piace ancora di più. Mi piace ancora di più a destra. Colpisce Bakayoko. Mertens Barone mi stava facendo un Eurogol con le pali. Dai, sai come se ne va in progressione. Gulam non ne ha fa male a Gulam, non chiama niente. Un po' di rispetto per Gulam. Pasalic. Yusai straordinario, ammettetelo nei commenti sotto che Yusai sta facendo una grande partita ed è forse meglio terzino sinistro che terzino destro, perché c'ha il piede più comodo all'interno e magari controlla meglio, non lo so.
poi cerca ancora dai, sul destro, e anche in questo caso allarga per Lammers che può andare in non c'è fuorigioco? C'è probabilmente Yusai che lo mantiene in gioco. Perfettamente ambidestro. Guardate, non mi dispiace nemmeno perché si vede che al primo Van Nistelrooy, quello del Den Bosch. Si vede che noi abbiamo tirato i remi in barca, ma per un fatto anche di non ucciderci di stanchezza. Anzi, questo è il momento, al 70° dovrebbero entrare Dem e Lobotka, ma subito. Ma anche per non rischiare, noi teniamo i giocatori contati in questo momento. L'Europa League nel mirino, anche questo. Però vedi Malinowski, io ve l'ho detto che Malinowski uno ce lo faceva, quindi potrebbe, non voglio riaprirla questa partita e non voglio nemmeno dare soddisfazione a dire che l'Atalanta però segnano sempre. No, 4-0 era finita. Bravo Osimhen, punta tutto lo zoo. Bravo Mertens sta recuperando tanti palloni. No, Mertens di fatto ma Kevin Malquit. No, ma è giusto in questo momento dare minutaggio un pochino a tutta la rosa. Puoi fare qualche esperimentuccio, non troppo, perché comunque è sempre sembra l'Atalanta che segnano a grappoli. Però sì, fai riposare i titolarissimi e metti minutaggio a quelli là. Va bene, bravo Gattuso, bravo. Ricordo che ai tempi c'era stato l'interessamento della Sampdoria per la anticipato così. Bravissimo, Di Lorenzo sta facendo un secondo tempo in crescendo e sta giocando veramente bene. Mertens è il leader, andatevi a vedere il mio video su Mertens, il leader è il leader in campo, è il leader dello spogliatoio. No, ma Gosens è sicuramente ammonito Jim Shitty. Vedi, allora ti eri fatto male o no? Nel senso, lui sta gridando quando vede che è ammonito si alza, sta tutto bene, fallo suo. Ma voi siete proprio veramente disonesti, Cioè, questo è entrambi. Nessuno ha ragione. Però vuol dire che tu non ti sei fatto così male se subito ti alzi e protesti. Qua è pallone proprio, i due piedi in mezzo. Non è nessuno più colpevole dell'altro. Di prendere l'avversario. Petagna e Diego Dem, perché Diego Dem, ragazzi, non ce lo sottovalutiamo e deve giocare e deve recuperare. Osimhen. Ottima partita di Fabian, ottima. Ma c'è Diego Dem e quindi a Diego Dem per togliergli il pallone devi fare fallo. Ragazzi, non sottovalutiamo Diego Dem, noi mo siamo eccitati per Bakayoko ed è giusto. Però Diego Dem è sempre quello che mi fa rizzare, quindi non... Calma con i giudizi e i pregiudizi. Vedi il lavoro di Petagna, mettersi davanti, subire fallo, far salire la squadra, guadagnare tempo. Petagna per Lozano di punta! Ragazzi, mancano 30 secondi e allora io perdo la luce. In realtà è tutto complicato qua in questo nuovo setup. Vedi, l'ombra si crea così, ma devo ringraziare Vincenzo per il supporto al canale. È arrivato ieri, la notifica non mi è arrivata, insomma grazie Vincenzo. Game over al San Paolo, il Napoli è fortissimo. Fermiamo un attimo qua, io devo fare l'editing e voglio regalarvelo subito, ma chiudiamo qua. Allora ragazzi, io vi voglio dire solamente una cosa in conclusione, ok? Il secondo tempo è scorso senza, amici belli, il secondo tempo è scorso senza infamia e senza lode. Vedete i problemi tecnici che ho? Vabbè, perché poi devo fare le cose di fretta e vi voglio regalare il video subito a breve termine, a tempi brevi. Insomma, in conclusione ragazzi, il Napoli aveva paura di giocare. Senza Zielinski, Elmas e Insigne il Napoli aveva paura di giocare contro la Juventus. Ma non perché sia la Juventus, ma in generale. La Juventus, io vi ripeto, è meglio incontrarla oggi che tra 3 mesi quando si saranno imparati tra di loro. Si saranno imparati, si dice in napoletano, si dice, c'è un baram. Non oggi, oggi noi le avremmo fatto un sol boccone e solamente l'ASL ci ha potuto fermare. Non c'è la controprova, quindi scrivete quello che volete, io vi rispondo TVB, anzi TVTB. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Approfondimento post partita live, non lo so, forza Napoli. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti
io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama Giveaway, da Brooklyn. Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.